È guerra sulla legge di stabilità, il governo dice di volere abbassare le tasse, ma poi all'atto pratico mancano i soldi. Voi che farete? Ma noi contestiamo questo modo di far politica, legge di stabilità che in realtà è una legge di immobilità. L'unica cosa seria e utile era quella di aumentare la no tax area a favore di chi aveva un reddito inferiore ai 12.000 euro. Questa è stata tolta perché è troppo onerosa. Ebbene, riteniamo che se non si incide per lasciare nelle tasche dei cittadini meno abbienti le somme, i denari per poter acquistare, per poter rimettere in moto l'economia e arrivare a fine mese, crediamo che una legge di stabilità non serva a nulla. Piccole e medie imprese e famiglie devono essere la priorità. È polemica anche sull'Europa e sul ruolo troppo forte della Germania, è così? Noi lavoriamo a un concetto diverso di Europa, perché con molta franchezza è inutile avere una moneta unica se poi hai grandi diversità. Qui l'Europa non si capisce cosa vuol fare, la politica europea non c'è. Da una parte si critica la Germania perché fa troppi utili e troppo export, dall'altro si critica l'Italia perché ha un bilancio non in regola. Allora mettiamoci d'accordo, in realtà la situazione è questa, non basta una moneta unica per fare l'Europa, ma bisogna creare un'Europa dove il paese più forte aiuta il più debole a mettersi al passo e ad andare avanti. Si continua a parlare di dismissioni dei beni dello Stato, ma non possono essere messi in campo anche quelli confiscati alla mafia? Ecco, noi riteniamo che ci sia veramente una contraddizione. Da un lato uno Stato che per far cassa vuol vendere i gioielli di famiglia, Finmeccanica, altri beni di grande importanza, le spiagge a un certo punto. Dall'altra parte 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia che invece non viene venduto. Quello che noi chiediamo con forza e raccogliamo l'appello anche del prefetto Caruso, direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati, e vendiamo questi beni confiscati alla mafia ed evitiamo così di aumentare le tasse e l'IVA a chi non ce la fa più arrivare a fine mese.